grande dibattito degli ultimi 30 anni è se esiste un diritto penale europeo. Su questo ha scritto un bellissimo volume il professor Bonia, che dal titolo evocativo, che sono 13 passi nel diritto penale europeo, dove arriva ad una conseguenza però molto netta. Non esiste in questo momento un diritto penale europeo, esiste come scriminanti, come quello che ricordava prima il signor Perfetto, come cause di esclusione dal reato, insomma, ma non esiste, non c'è una costruzione generale del diritto penale europeo, però ci aiuta proprio ricordando l'atteggiamento e la propensione di Alessandro Barata nei confronti del diritto. La Corte europea dei diritti dell'uomo ci dà alcuni criteri per differenziare, alcuni criteri che anche questi qui sono mobili, fra l'illecito amministrativo e la sanzione penale. E vengono chiamati Engel Criteria perché sono da questa decisione risalente nel tempo del 1966 che si chiama decisione Engel. E dice, questa decisione ci dice questo, che secondo la CEDU 3 sono i criteri che distinguono la sanzione penale: la classificazione in base alla legge nazionale, la natura della violazione e la severità o l'invasività della sanzione. Ecco, sulla base di questi criteri, una norma tipica del diritto pubblico, che è la confisca dell'autorizzazione abusiva, secondo la giurisprudenza comunitaria non è da includere all'interno delle sanzioni amministrative, ma in sanzione penale, proprio per la rigidità, per l'invasività anche economica, insomma, nei confronti di questo tipo di violazioni, che credo qua in un posto così bello che sia una cosa che non si verifichi mai, insomma, perché parla non del semplice abuso edilizio legato ad una singola abitazione, ma ad una lottizzazione intera. Come vi dicevo, le cose si sono complicate dopo il decreto legislativo 77 del 2016, che introduce sempre sul principio della frammentarietà delle nuove sanzioni pecuniarie civili, però lo fa sempre sul principio dell'extrema ratio del diritto, ma confonde un pochino le cose, perché le sanzioni non finiscono verso la prefettura o verso l'ente locale, ma vanno alla Cassa delle Ammende. Quindi si fa un sistema ibrido che è a metà tra la sanzione civile e la sanzione amministrativa. Questo ci fa vedere che l'ordinamento una scelta nei confronti dell'estrema ratio, seppure con una grande timidezza, la sta facendo. Non è sicuramente il diritto penale minimo di Terreinoli, però una decisa spinta verso l'utilizzo dell'illecito amministrativo c'è. Vediamo cosa ne pensa la nostra Corte Costituzionale. Proprio per la mancanza di alcune garanzie tipiche della nostra Costituzione, il giudice delle leggi è stato interessato diverse volte sulla tenuta e sul rispetto del nostro ordinamento della 689. Vediamo come ha risposto, perché forse ci può essere utile per capire anche da operatori come utilizzare poi i regolamenti, le ordinanze, gli statuti comunali e quelli che sono i limiti, i confini di questo tipo di provvedimenti amministrativi. Allora, le ho messe partendo da quelle più recenti. Quella sentenza del 2011 ci dice riporta sulla base del principio di ragionevolezza quello che è l'orientamento ormai pacifico e costante della Corte Costituzionale. Cioè ci dice che le scelte di politica criminale rientrano nella discrezionalità del legislatore. In ogni caso però continua in maniera interessante, che dice che tutte queste scelte sono legittime perché arginano l'ipertrofia del diritto penale attraverso strumenti più adeguati.